I giochi sembravano fatti. Elezioni primavera 2015. Nel frattempo la gestione del comune di Venezia è affidata al commissario. A un mese dall'insediamento di Vittorio Zappalorto a Cafarsetti e dopo la scure che si è abbattuta prima di tutto sui dipendenti comunali, da Roma arriva lo spiraglio per una possibile retromarcia. Ad aprirlo il Partito Democratico attraverso il sottosegretario all'economia, il veneziano Pierpaolo Baretta. Presto si dà una guida alla città, politica meglio è. Io diciamo mi ero speso per il voto in primavera perché ritenevo e ritengo tuttora utile un periodo di decantazione, però mi rendo conto che c'è un'accelerazione dei processi, quindi personalmente sono aperto a qualsiasi soluzione che venisse presa. Una posizione che rischia di spaccare il Partito Democratico veneziano, con il sottosegretario Baretta a chiedere una riflessione e la segreteria provinciale a ribadire che il voto resta in primavera. Secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista è quello di andare a scadenza naturale primaverile, cioè scadenza naturale come per tutte le amministrative comunali. Altra cosa sono le regioni. Solo la modifica di una norma di legge permetterebbe l'anticipo del voto amministrativo in autunno, che andrebbe agganciato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, favorevole il Movimento 5 Stelle, che a settembre lancerà le comunali in vista delle elezioni. E noi come Movimento 5 Stelle ovviamente auspichiamo questa soluzione è ovviamente il PD con il freno a mano, perché il PD è quello naturalmente la parte del PD più coinvolta dallo scandalo delle tangenti del Mose. Nessun dado è tratto, lo stesso sottosegretario Baretta precisa che è necessaria una riflessione politica che parta prima di tutto dalla città. All'orizzonte restano questioni importanti, dalle grandi navi con il commissario Zappalorto che al tavolo governativo convocato a Ferragosto si è astenuto dalla discussione del voto, precisando che si tratta di decisioni politiche al casino. Da Venezia poi la discussione rimbalzerà a Roma. Solleciterò a tutti i livelli, compreso a livello del governo, l'esigenza di porsi il problema e non sottovalutarlo.